Trampuesana, cos'è sta roba? Comunque lì, buongiorno Italia, il giorno dopo, da come puoi brillantemente dedurre, sono qui con Mirko e stiamo andando nella provincia di Monza Brianza a fare quella roba figa che verrà fuori nel prossimo video. Ovviamente non stiamo facendo autostrada, questo perché per poter vedere un attimo, no, gli usi, culture, no, come perché passare da Padova a Monza Brianza, no, cambia continenti. E soprattutto abbiamo avuto modo di appurare per vedere la topa, perché in autostrada non mi risulta che te trovi a topa lungo strada che cammina con i minigone e tutto quanto, tu capi? No, non mi risulta solo che l'unica toppa che ti trovi in autostrada c'è il Pantegane spiaccicato. Sì, guarda che belle tutte queste strade che altri passano dentro le case che altri si ficassi e che altri. Esatto. Ci abituiamo a diventare vecchi, perché tu sai che i vecchi hanno un po' questo istinto, questa tendenza a controllare, a spiare, no? E noi uguale, cioè, piano così cosa siamo dai 50 ai 60, controlliamo dentro le abitazioni, e hanno una che ha pota e rose, il vecchio che scurta a siepe, eccetera eccetera, sto qua che la è barche in tel giardino, cioè, sì, guarda che bel capitello, non guarda la Madonnetta qua, vedi, tu non ti vede in autostrada il Madonnetta, ti sente e basta, ma non ti vede. Che bello se c'è da fare, se stai in poltrona a casa di guardare la TV. Guarda l'arcobaleno sul coso, guarda che figata, guarda che bello. Che forte, chissà se si vede in GoPro, ma che roba, che trip. Vedi tu Mirko, e mi devo andare a pagare l'autostrada, cioè, guarda che roba. Sai, no, notavo spesso, anche dalle parti mie, centinaia e stracentinaia di case abbandonate, però non è che, non so, le ristrutturano o le buttano giù e ci ricostruiscono sopra, no, costruisce case nuove e dopo ci lamentiamo di deforestazione, inquinamento a destra, ma guarda che bella, sì, la stazione di una volta è figata, vedi com'è il mondo da Padova all'Andia alla Lombardia, queste cose all'accento sono Sì, sa. Questa, ragazzo, è Montagnana e quello è il castello di Montagnana, diciamo che sono delle mura che chiudono la città. Se ti interessa, era già stata fatta la puntina, idem all'area camper che all'epoca era gratuita. Bello il castello di Bevilacqua, ma lì è un hotel ristorante, lì è un peccato quasi, però, cioè quando è ristorante va benissimo, ma non so, tutte queste privatizzazioni dei castelli, non so, che quando tu prendi, sai, vai a visitare perché trovi il castello, dici ah che bello, vai là, magari senza neanche informarti troppo, e trovi chiuso perché è privato, e te con la codina in mezzo alle gambe te ne ritorni via, sai, vai, porta a casa. Quindi adesso entriamo nella tanto citata e ricitata cosa Trampuesana, che è la strada che porta a Verona, no? Da Rovigo a Verona. Da Rovigo a Verona, capito ragazzi? Pronto? Si sente niente? Buongiorno, No. questa è la segreteria telefonica di le migliori piattaforme del trading online. No! Bonus 500 euro. Mia caga segreteria. Si era già pronti qua Italia, che delusione, dai, se ve anche special guest Mirko. In rovina tutto, qua segreteria del trading online. Io aspetta, un messaggio. Grazie. Entro 48 ore riceverà la chiamata di un nostro incaricato. No, come? E che dopo ne salva il navigatore? Oh, tasso. No. Goodbye. Snorama, Mirko, vai che mi avvicino, vai, tira su. Passa la chiave che mi cavo, guarda quanti. Che roba, non finisce più. 3 chilometri del fotovoltaici, era pazzesco, sì. Vuoi che se ne accorgono se gliene ciuliamo una ventina? No, per me no. Guarda che roba, infinito. Ancora. Però ragazzo, profondo rispetto a Michele, Catana e Giovanni, che ogni volta vengono a trovarci e ci fanno sta strada infinita di chilometri. Verona, siamo in quel di Verona, su la verità, su una bugia siamo in Sicilia. Io non lo sapevo, qui a Verona hanno fatto anche Sea Life, che c'è Jesolo,
E dopodiché, vabbè, questo lo sapevo, oltre al Gardaland c'è anche il Movieland e il parco Zoo Natura Viva, che un giorno ci vorrei tornare, che l'avevo fatto. Puoi entrarci anche in macchina, è una figata. Pensa a te che entri col camper, no? Ti tiri su una gazzella così da far compagnia al CP, no? L'angolo culturale, dov'è che siamo qua? Zona Vico Franciacorta. Ecco, Cappio d'Italia. Questo è il mincio esatto. Cava. Le fabbriche. Bene, io e il Mirko abbiamo trovato il ristorante, quindi direi che oggi, esatto, abitiamo, cioè non abitiamo ma pranziamo a Ca e va benissimo come ristorante. E cheers! Ma questa è la Lombardia, Mirko? Ah sì. Ah, Sì, cavolo. Italia, ara Lombardia come che sei, vedi? Campi, campi. Ma sì, che te la dipingono smog, traffico, parcheggi abusivi, aperitivi da sfigati. No, guarda qua, nessuno che te ferma, te dice uè bella raga, tutto rego. No, no, nessuno, tutti a lavorare in ti campi. Vedi tu, questa è la Lombardia produttiva. Guarda, guarda che pali della corrente, enormi. Porca miseria. Cioè, sembriamo tipo un ragazzo di campagna, no? Che è arrivato col trattore a Milano, esatto. Ho capito. Un momento, aspetta, calma. Esatto, il Mirko fa così là. Infatti noi con Pulmin alle campagne siamo arrivati, no? In questa Lombardia che ha tutte le robe strane, no? Tipo i pali da corrente, i strani, poi noi altri, i grandi. È grosso. E il palo del 14G che si è visto prima, Esatto. con l'allevamento di trotte sotto. Stai ancora guardando il video delle puntine? Cioè non hai ancora skippato per andare a vedere il tutorial su come si sculacciano le femmine? Ti piace proprio la Lombardia, eh? Sei qua che intrepidi, che scalpiti, che cosi per vedere la Lombardia? Guarda un fiale Lombardia, guarda, che bella Lombardia, guarda. Hai alberi, i campi, vedi tu, i neriti però intelligenti, vedi tu, perché sì, tutti neri scuri e carnagione, vestiti di nero come da noi altri, bicicletta nera e tutto quanto, ma col gilet carta rifrangente giallo fluorescente, mentre qui i nostri, gli stanchi della vita, va via tutti neri di sera vestiti scuro. Guarda i caramba locali, vedi? Che fermano quelli locali che corrono troppo, qui Mercedes da sgrandazzoni. Vedi quanta tipicità in questo canale, quanta cavolo, quanta. E la chiesa con due campanili attaccati, guarda. Prima che ne mancava Uno, esatto, e io recupera uno a 2 metri anche altro. E tanti velox, perché qua probabilmente devono fatturare, no? E quindi sono tutti di corsa perché devono andare a fatturare, e quindi devono mettere questi autovelox per aumentare la fatturazione da parte del comune e contenere un attimo la velocità, no? Guarda che paesini tipici, Mirko, tanti tipici. Miei tipici secondo te? Va aperitivo. Ma sì, guarda i ringhiere, gli diversi dalle altre, vedi tu i disegni delle ringhiere. Piccolissima deviazione perché c'è questo santuario che sembra una roba faiga. Benedizione veicoli, signore, con tutti i porchi che lei entra dentro Pulmin, tra il me faigname e tutti quanti, tu che il zappafuoco se io benedisse. Ma che oh! Ma che giri, che organizzazione, peso del Gardaland, voi giusto veda un attimo accesami. Sì, i cattolici qui fa queste operazioni di marketing, infatti autobus, negozi e souvenir e via, cazzo, da qua non entra. Non che passa Pulmin qua, Mirko? Ma sì, dai, con fe cattiveria che passiamo. Yeah, buah, busa di merda. E tu? Come entrai qua? Tac. Quello è il bar del santuario.
Papà, aspetta santa. No vabbè, solo una piccola sosta per sgranchire le gambe. Allora, sei nella città di Caravaggio, ok? C'è il santuario della Beata Vergine della Fonte, no? Ok? Accesa, a cappella bremantesca, il centro civico, sì, sto leggendo, a biblioteca museo navale, a chiesa San Bernardino e il centro sportivo. Comunque sì, hai dedotto corretto, è la città natale del Caravaggio, per questo si chiama Caravaggio. Sì, ma guarda che sberega decisa, Mirko, dai che ne veda. Zona marketing, esatto, e zona benedizione veicoli. Arrivi là e fuori con la pompetta a spalla. Ma sì, anche perché passi 1,80 m del pulming e vuole il costo del diserbo. Esatto. Sì. Adesso magari siamo fuori a stagione, giusto? Guarda che bar, cos'è? 200 euro a sedere? Non so, guarda. Ne scherza? Beh, se vuoi vedere un po' di marketing serio devi andare a Medjugorje. Mamma mia, ce la trovi più negozietti di souvenir che altro. Traversiamo, ne veda. Hop. Quelle erano le strisce, non si vedono più, però se ti sei fatto benedire non serve, vai tranquillo. Madonna ragazzi, che bello. Wow, sì, fresco sì, ma enorme. Guarda che roba, bellissimo. Wow, e questo? Beh, io entro, cazzo, non ho la mascherina. Vabbè, ma neanche i vecchiotti qua hanno la mascherina. Guarda che roba, è mostruoso. Cioè, guarda i fioretti in confronto, che piccoli che sei, guarda. È enorme. Porco cane, guarda che roba. Che storie. Guarda, è immenso anche di là, così. È enorme. Vedi tu arrivare qua e ogni volta, cioè, ci si stupisce sì della bellezza del luogo, ma della storia ogni volta non se ne sa un cacchio, perché giustamente non siamo qua per recensire posti eccetera, siamo semplicemente di passaggio. Abbiamo trovato sta roba, vedi, nel mio vivere senza autostrada, vedi ste robe belle, ti fermi, basta, ti fermi, visiti. In autostrada cosa avremmo visitato? L'autogrill, quelli a Bauli. Esatto, un po' di amotta. Ah, di Amota, è vero. Ah, ma guarda che bravo, sono in convento, guarda qua. Sì, quindi l'entrata, guarda il tetto. È enorme. Boia, tutti in mattoni così. Però l'entrata è in guarda. Che ho qua? L'arcivescovo Cazzani, pare il Papa quello nostro, invece no, vedi tu? Boia, sei enorme. Vuoi andare a vedere dove è il vecchiotto là con schelè? Vedi tu che le devo guardare dentro? Aspetta che è un'alzata qua. Una roba veloce Italia, perché sinceramente non sono venuto senza mascherina, non sapevo. Capito? Che non sapevo. Boia. Sei enorme. Dio signor, che roba. Chia. I cattolici è sempre Vuskei, sempre. Pensa, questa vale come regola di mercato per tutte le cose, non solo per la politica, ossia la Chiesa, che tutta la ricchezza che tu vedi, tutta l'ostentazione è stata necessariamente la privazione di qualcosa, di qualcun altro. Curioso, non entro qua, le tombe cos'è? Ah, i pesci, vedi tu? La Madonna, guarda che caro, Dio mio, Mirko, guarda che roba, è più di 1 metro. Quella nera è più di 1 metro. Che roba? Oh, bestia! Sarà 1,10 metro, 1,5 metro, 1,10 metro. Tu che roba? Che altre no, è grande, ma è normale. Che bestia! Pazzesco! Mai visto una roba del genere? Questa è la verità, sto una bugia che non do casa. Questi qua vive, sempre questi qui vive, questi qua. De pace e amore. Di tutto quello che hai detto, turisti. Panetti, piadine. Questi mai ti sta caschi dentro. Piene robe strane, è bello qua, no? C'è un po' il parco dei vecchiotti che viene qua, si gode il relax, l'ombra e a vista. Bello! Tipo a cripta, quella che sono andata a Belgrado, adesso non Sava. Cazzo che bello! Figo, cosa dovrebbe? Questa roba. C'è tutto strano, c'è tutte robe strane qua. Che melostia. Tutto mosaico, Italia, tutto il tetto e tutte le pareti sono mosaico. Per terra è marmo. In più c'è sto vento che tira
e tira corrente. Qua cos'è? A tomba qualche duni? Può essere? Sono tipo pezzi di marmo a toccarli al tatto. Qua non so perché hanno messo dei nomi di piante, il lilium che sarebbe il giglio, la vitis che sarebbe la vite, no? L'uva, le palme che sarebbero le cicas e una torre, chissà perché. Un lavatoio, bellissima sta roba. Mirko, ho perso, ok, facciamo il giro dall'altra parte, che storia. No, aspetta che c'è gente, devo uscire per fuori adesso. Allora, rubinetti, quando arrivi a ben caricare il camper lì che non puoi entrare perché sono tutti i cancelli chiusi. E qua cos'è? Altri morti? Sì, perché i cattolici sono sempre un fiat tragici, che piace far vedere tutta morte, dolore, frecce, sangue, chiodi, croci, no? Sono un po' la loro chiave di sottomissione, no? La penitenza, il dolore, la paura del dolore e contemporaneamente lo star bassi, ossia appunto questa privazione dei denari, perché devono averli loro, e del benessere corporeo, no? Un po' come se questo benessere corporeo, la godura, quindi la sessualità piuttosto che la golosità, i peccati di gola, no? Fossero realmente dei peccati, cioè causassi veramente dei danni a qualcosa, a qualcuno. Poi detto che ho perso Mirko, perché mi ciappo, entro, sbrissio come un bisato, eccolo là. Non so, mi sta chiamando me o cosa? Aspetta, ah no, sta parlando qualcun altro? Perché ho giocato a Call of Duty per qualcosa? No, ok, sta chiamando qualcun altro. Ah, aspetta che vado a vedere un attimo. Anche qua, porta pazienza Italia, ma ti sa che noi altri siamo curiosi, no? E quindi fammi vedere. Occhio, piano. Bello, guarda i freddini. Che storie. Pazzesco. Che roba incredibile. Pazzesco, via. Anche perché quando non hai la mascherina, anche se sei a 50 metri di distanza l'uno dall'altro, ti guardano comunque male, hai capito? Quindi così. Bello ragazzo, te lo consiglio come sosta se sei in direzione appunto Lombardia per la strada che abbiamo fatto noi. Bello. Mi sente sempre a mugliere. Io a mugliere? Ok, sì. Che te controlla? Sì, mi controlla. Come Andrea 24 e a mugliere che gli chiama controlla tutto. Cosa? Ho detto chiamato lui, no io. Ah, lui ha chiamato. Ah, quindi te si ti che te controlla la mugliere. Esatto. Ah, Dio, sti uomini moderni. E cambiare regole in tavola, tu capisci l'Italia? Vabbè. Ai. Beh, non. Che tu manda la foto di dove che siamo? No, mandarò. Guarda che razza dei posti, Dio, caro. Mandarò. Aspetta che ho a fare vedere madonnette per mia mamma e mia nonna, che loro ne guarda sempre. Sì, vedi tu. Guarda che bello. I quadretti, santini, calamite. Per Giacomo, le Giacomo quelle calamite. Mi sa che il portamadonette in... Ah sì, se ti dà madonnetta, le portamadonnette. Basta per benedire per me. I tani che facciano l'acqua benedetta. È piena di acqua. Sì, ognuno, beh giustamente, insomma la gente deve pur vivere di qualcosa e male non fai a dare un qualcosa, una storia agli altri, insomma alla fine non è che è così grave, hai capito? Ogni posto ha le sue religioni, i suoi templi, i suoi miti, le sue favole, no? In India, in Giappone, dappertutto. Bravo, esatto, proprio per quello. Albergo da Skye, fuori dal santuario da Skye, esatto. Abbiamo passato una delle sedi di Amazon, potremmo andare là e dirgli ehi ciao, io sono quello che vi fa tutti i resi. Sì, 20 km a giardino, guarda che roba. Sì, e poi c'è nelle mappe sto Isola delle Rose dentro a sto laghetto. No, ma è simpatico, no? Perché dentro sto idroscalo, che è un lago dove la gente va a sciacquarsi, diciamo, a prendere il sole, c'è anche tipo un po' parco acquatico per i bambini, no? Quindi sei gonfiabili sull'acqua e quelle cose là. L'aeroporto è immenso, cos'è questo? Quello di Linate? Sì. Boia. Oh, capivo che
poi fattura, ma è gasolio 1,519. So. Dio, guarda che strade, guarda che robe dentro di qua. Fuori di A. Guarda, per Bari, no? Svizzera, guarda che razza è Ferrari. Porca miseria, ma cosa fai in Svizzera che è così pieni a skate sfondati? Cioè vendi droga, puttane, cosa fai? Infatti droga, puttane, là che sono problemi. Non so, dammi me domande, tu capisci? Perché cioccolata aerei non credo che te fai il Ferrari in queste maniere. Vedi, quello è un altro pulmino da skate della VAS. VAS è un'altra marca, come dire Top Group. VAS, Top Group, e dopo era un altro, cosa era? Z System, Z System, una roba del genere. Sì. Guarda amico, l'antenna del Mediaset, guarda. Sì, già vero. Che storie. È il famoso antennone del Mediaset. Ma in Italia veramente siamo come il ragazzo del campagna che gira col trattore col naso per aria a dire guarda qua, va che bello, che moderno. Sì, però una spusa scorese e vacca che metà fa basta, altro che in campagna noi altri. Guarda che razza del condomini, che robe enormi. Però ragazzi, con tutto rispetto, no, che dopo magari dopo se permaiusi tipo i macedoni, no, che sul video le Skopje i sai permaiusi in una maniera estrema, non è topa. Qua topa se andai in ferie probabilmente tutta Jesu, perché qua non viene più. Ragazzi, noi siamo praticamente giunti al termine, mancano 6 minuti alla destinazione e ti lasciamo, no, col fiato sospeso, con quel filo di suspense, con quella tenda di mistero, eccetera 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 eccetera. Alla prossima. Eccolo.